Benvenuti, oggi è martedì 28 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 17.18. La luna si leva alle 6.38 e cala alle 16.05. Oggi si celebra San Tommaso d'Aquino. Il nome Tommaso ha origine aramaica e significa gemello. Il 28 gennaio di ogni anno si celebra la giornata della protezione dei dati personali. Questa giornata venne istituita nel 2006 dal Consiglio d'Europa per poi essere estesa a livello mondiale e conosciuta con il nome di Giornata della Privacy. In questa data, governi e organismi per la protezione dei dati svolgono attività per accrescere la consapevolezza sui diritti alla protezione dei dati e alla privacy, con campagne mirate per il pubblico, progetti didattici per insegnanti e studenti ed un costante aggiornamento del trattato internazionale in materia, per restare sempre in linea con le esigenze odierne. Sono 54 le candeline per il cantautore catanese Mario Biondi, pseudonimo di Mario Ranno. Per molti è il Barry White italiano per la sua voce calda e il blues, al punto che nel 1988 ha fatto da spalla al mostro sacro Ray Charles. Lanciato da Gianni Bella, nel 2004 è diventato popolare col singolo This Is What You Are, che ha raggiunto il successo internazionale. Festeggia 70 anni Nicolas Sarkozy, l'ex presidente francese che ha governato dal 2007 al 2012. Sarkozy ha portato avanti una politica di riforme economiche, di sicurezza e di immigrazione. Nel 2008 ha sposato la modella e cantante Carla Bruni, dalla quale ha avuto una figlia. Nel 2012 ha perso le elezioni contro il socialista François Hollande. Compie 47 anni Gianluigi Buffon, il portiere che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale. Buffon ha iniziato la sua carriera nel Parma, dove ha esordito in Serie A 17 anni nel 1995. Nel 2001 è passato alla Juventus, nel 2018 si è trasferito al Paris Saint-Germain. Nel 2019 è tornato alla Juventus per una stagione, prima di chiudere la sua carriera nel Parma nel 2023. Buffon ha anche vestito la maglia della nazionale italiana per 176 volte, diventando il giocatore più presente di sempre. Un cast stellare per combattere la povertà del continente africano. Il progetto USA for Africa riunì il 28 gennaio del 1985 alcuni dei grandi nomi della musica rock e pop, in tutto 45, per incidere una canzone, We Are the World, che divenne un inno universale alla solidarietà verso tutti i popoli del mondo. A farsi carico del testo furono Michael Jackson e Lionel Richie. Come singolo vendette complessivamente 7,5 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Ma sapete come funzionano telescopi e binocoli? In generale noi vediamo perché la luce degli oggetti crea un'immagine sulla retina in fondo all'occhio. Gli oggetti lontani formano sulla retina un'immagine più piccola. Un telescopio o un binocolo la ingrandiscono e così sulla retina occupa più spazio. Sul binocolo sono presenti due numeri. Il primo indica quanto è stata ingrandita l'immagine rispetto a quella che vedremmo nella realtà. Ed il secondo indica il diametro degli obiettivi, quindi delle lenti utilizzate. Sono le 11:38 del 28 gennaio 1986. Lo Space Shuttle Challenger esplode 73 secondi dopo il decollo da Cape Canaveral, uccidendo tutti e 7 i membri dell'equipaggio. A causare il disastro una combinazione tra le pessime condizioni meteorologiche e un difetto di progettazione.
Oggi impareremo un modo di dire inglese che, tradotto letteralmente, indicherebbe qualcosa di spiacevole, qualcosa che se ci venisse detta da qualcuno di certo non sembrerebbe avere una connotazione positiva. Stiamo parlando di break a leg, che tradotto significa rompere una gamba ed invece è uno slang per dire buona fortuna. Strana lingua l'inglese. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il pittore americano Jackson Pollock. Nonostante l'indubbio genio artistico col suo rivoluzionario stile action painting, la fama e il successo, Pollock lotta tutta la vita con l'alcolismo, che cerca invano di domare facendo uso di psicofarmaci. Muore a soli 44 anni in un incidente d'auto, mentre guida in stato di ebbrezza in compagnia di 2 donne. Ci salutiamo con la frase del giorno. Dino Buzzati diceva: l'amore è una maledizione che piomba addosso e resistere è impossibile. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Ci ritroviamo domani, sempre qui, per accompagnarvi in un nuovo giorno da affrontare con tanta voglia di fare, di conoscere e di scoprire cose nuove. A domani. Buona giornata dalla vostra Martina.